vedete, ci sono numerose intersezioni, differenze, percorsi diversi, ma mi sembra che ci sia molto materiale da discutere. Forse questa è una delle difficoltà sempre di immediatamente raccogliere gli spunti che richiedono appunto non solo sedimentazione, ma anche che si producano resti, sopravvivenze per essere pensati. Io, considerando che avremmo già dovuto fermare, no, aver terminato già una ventina di minuti fa, penserei comunque di, se siete d'accordo, di iniziare un po' di discussione, semmai. Sì, se qualcuno vuole, come dicono i francesi, reagire, no, a queste due relazioni. Sì. No, io vorrei nel frattempo raccogliere alcune di questi fili, di questi intrecci, essenzialmente nel suggerimento relativamente alla necessità che, così come il diniego, diceva Maurizio, ha una storia, no? E quindi procede, no, dal diniego nella relazione con l'altro. La necessità rispetto ai suggerimenti, no, che ci vengono dati in relazione all'attività dell'analista in seduta è sulla necessità di accogliere anche questi meccanismi, no, che apparentemente potrebbero sembrare diciamo, da escludere dal nostro funzionamento perché effettivamente il diniego del diniego, ci diceva Maurizio, no? È in qualche modo essenziale per poter in fondo incrinare quella immagine, no, dello specchio che rispecchia la realtà a cui inizialmente si è fatto anche ricorso per descrivere l'attività del pensiero dell'analista. Occorrono opacità, incrinature dello specchio e, considerando le due immagini che ci sono state proposte, Saul e Thomson, nella relazione di Laura, occorre una ottusità nel funzionamento oppure un'attività in qualche modo anche delirante per poter operare questa, diciamo, questo scollamento da una realtà altrimenti totalitaria. In questo senso, per esempio, entrambi mi sembra, no, facciano riferimento, Laura, alla necessità di recuperare, diceva Laura, per esempio, la testimonianze di umanità nel fatto che occorre scostarsi dalla propria soggettività, così come in certi effetti di questo diniego, anche nel suo sostentarsi in un diniego del gruppo, dell'insieme culturale e sociale, c'è in realtà una violenza, diceva Laura, senza significato personale, cioè occorre in qualche modo che l'analista, l'altro, possa svolgere uno scostamento dalla propria soggettività, dal proprio, anche dalla propria realtà, per poter aprire una realtà altrimenti impenetrabile. In questo senso, diciamo, sottolineerei due problemi. Uno, rispetto al diniego, diciamo, Laura un po' lo sottolineava, come anche Maurizio, in fondo in ogni affermazione c'è un diniego, qualcosa che si trascura. Nella stessa percezione c'è la non percezione, il trascuramento di altre percezioni che pure pervengono. Il diniego
comporta qualcosa in più, comporta il fatto che, a differenza di questo scostamento dall'attenzione, dal focus percettivo, e in questo anche rimuovere alcune rappresentazioni, per esempio pulsionali, che intervengono e possono in qualche modo essere sollecitate dalla percezione, il diniego comporta la possibilità di una scissione che è un'amputazione non tanto di rappresentazioni che premono per entrare nell'io, ma in qualche modo una amputazione di una porzione dell'io già costituita. Quindi questo pone un problema relativamente a come superare questa barriera della scissione. In questo c'era un suggerimento, no, di Saradis, che diceva il diniego, il diniego non vuole sapere nulla del sogno. Ecco, io penso che se è necessario da un lato questo, diciamo, che l'analista si faccia carico di questa ottusità o di questo diniego del diniego, è assolutamente essenziale l'attività onirica per superare questa scissione che si è creata nella storia della persona e che fa sì che, diciamo, ci sia qualcosa che altrimenti irrecuperabile, no? E ci sono una domanda di Roberta, sì. Poi. Sì. No, giusto due osservazioni che sono come due sollecitazioni che possono essere anche domande. Allora, Laura, mentre ti ascoltavo, no, c'è questo sottotesto che riemerge, nominato il nazismo, insomma è piuttosto forte, mi sembra, questa presenza di questo irrisolto, no? Su cui non dobbiamo operare il diniego, mi pare che... ma mi piaceva molto l'aver disegnato la figura di chi si oppone, per usare un termine che non è psicoanalitico. E volevo semplicemente così rilanciare e ricordare un romanzo che per me è stato veramente che è molto noto, insomma io l'ho letto tardivamente, che è Hans Fallada, Ognuno muore solo. Perché lì c'è proprio una vicenda che ha molto a che fare con la rottura e con la possibilità di rompere, no? Un diniego collettivo, come Maurizio ricordava, no? Guardandolo da una certa prospettiva non è mai solo una questione individuale, sembra che voi diciate il diniego. Va bene, lì c'è una coppia in cui la morte dell'unico figlio apre, no? Proprio rompe l'omogeneità, la totalità di una percezione del mondo e di loro stessi in questo mondo, e inizia quella vicenda che poi, insomma, conoscerete, è stato fatto anche un film notevole, diciamo, veramente notevole. Per me rimane un po' l'esempio principe, perché quel testo è stato scritto quasi commissionato all'autore proprio alla fine, appena finita la guerra. Ecco. Perciò c'è anche una questione di un tempo, no? In cui si reimmette sulla scena collettiva già il lavoro dello smontaggio di questo diniego. E qui sarebbe il nesso forte, perché io continuo, avendo un po' trattato, insomma, un oggetto di interesse forte per me, credo, come per tanti, no, e qui mi rivolgo a entrambi, anche a Maurizio, io continuo a trovare molto difficile fare questi passaggi dalla scena dell'analisi, da una dimensione strettamente individuale, a poi la scena collettiva e a come noi possiamo pensare che si possano rompere i dinieghi collettivi. Cioè non so se l'analogia individuale collettivo possa essere così forte. Io ad esempio ho
delle riserve sul modo in cui è stato costruito il film Il figlio di Shaul, che potremmo, ecco, anche individuare, e non lo so se sulla scena collettiva il lavoro da fare non sia piuttosto, non sia tanto quello di cucire la ferita, forse è anche quello, ma collettivamente invece di avere il coraggio, gli strumenti e le condizioni per guardare la ferita stessa, la ferita dell'umanità in questo caso. C'è qualcuno che vuole intervenire? C'è Saradis, poi c'è Patrizio. Sì, intervengo proprio. Le due relazioni mi sono piaciute molto. Sono belle relazioni, fanno ben sperare per il nostro futuro di ricerca e di pensiero. E mi chiedevo, mi ha stimolato molto Roberta a intervenire, che passaggio c'è? Ma mi sembra che tra il collettivo e la stanza dell'analisi, ma mi sembra che l'esempio molto bello che ha fatto Laura a proposito del soldato americano che sente, collega l'analisi e la realtà collettiva, perché nell'analisi spesso capita questo, improvvisamente irrompe qualcosa che permette di uscire fuori dalla ripetizione. Perché stavo pensando che in realtà tutte e due le relazioni convergono sul vedere, no? E tu dicevi, Maurizio, riportavi una bella definizione della speranza da parte di tutti Huberman. Bellissima, perché dice che noi dobbiamo essere molto immersi nel vedere, perché se siamo molto immersi nel vedere ci sentiamo risucchiati e non vediamo più. Se pensiamo al primo sguardo, perché c'è sempre un primo sguardo che rivolgiamo alla cosa, lo sguardo di prima, è uno sguardo che sa che ciò che vede non è tutto, perché è presente. Il nostro sguardo presente qualcosa, il nostro modo interno presente qualcosa che non è dell'attualità e non è neppure dello spazio in cui guarda. Sa che la realtà non è solo che ciò che si vede, è intuizione. Allora, il vero problema è che spesso lo sguardo si ripete, noi riscriviamo e togliamo a questa possibilità al nostro sguardo per una serie di motivi che conosciamo, non conosciamo, dobbiamo approfondirli, ma resta il fatto che a un certo punto lo sguardo è così riscritto, così pretende di vedere tutto diventando cieco, che noi facciamo delle cose di cui non ci rendiamo conto e in realtà costruiamo una nuova realtà in cui pensiamo di vivere, ma in realtà non viviamo. Allora è molto importante che all'improvviso, che questo parla anche dell'umana resistenza sulla quale dobbiamo puntare, che qualcosa che non è stato riscritto irrompe e cambia tutto, che irrompe lo sguardo di prima. E questo sguardo di prima, che viene dal passato, ha la straordinaria capacità di cogliere il futuro, cioè viene contemporaneamente dal passato e dal futuro, mentre lo sguardo che tutto vede, la nostra adesione cieca, il nostro adattamento cieco a ciò che si vede, e che è il vero problema di oggi, non è assolutamente capace di avere un futuro, vive in un continuo presente. Per questo ponevo e continuo a porre con forza questa questione della femminilità, perché noi abbiamo molto e della sessualità femminile, che non è soltanto far sesso, è la straordinaria capacità che appartiene alle donne più che agli uomini, anche se spero una parte femminile l'abbiamo pure noi, di guardare le cose il fuori dal dentro e non con la dimensione, diciamo così, scopofilica dell'uomo che guarda il dentro da fuori. Grazie. Sono state due relazioni molto belle. Grazie.
Beh, innanzitutto, piccolo inciso, volevo spiegarvi perché non si vede chi parla, perché altrimenti se inquadriamo i presenti dovremmo avere la vostra autorizzazione a mostrarvi e quindi non possiamo far vedere chi interviene dalla sala. Per quello prima gironzolavo perché me ne ero dimenticato. Credo che sarebbe molto interessante approfondire la questione del metodo psicoanalitico, che è strettamente intrecciato con quel tipo di ricerca che avete messo in piedi. Però in questo momento prendo un altro rivolo, ed è il fatto che i meccanismi di difesa richiedono un altissimo dispendio, perché continuamente si deve contrastare ciò che in qualche modo era stato messo da parte. Però la specificità forse della fatica che si fa di fronte al diniego può essere spiegata da quello che emergeva prima a proposito della violenza. E cioè, se non le norme, ma l'equilibrio narcisistico viene messo in questione da ciò che deve essere respinto, allora il dispendio è tale, il senso di precarietà che si realizza è tale, per cui c'è una reazione narcisistica che esita nella violenza. E lì forse c'è un nesso tra quello che si vede, diciamo, nella relazione individuale e quello che avviene nella società. Perché nel gruppo poi si trova l'appoggio a sostenere quella quota di violenza che è necessario mettere in campo per mantenere la sicurezza che si era guadagnata col diniego. Grazie anche a Patrizio, direi anche in più che si cerca e si trova un gruppo capace di sostenere, no? Come diceva Laura. E a proposito proprio del narcisismo, direi che sottolineavo prima la questione della scissione, perché è anche un po' paradossale che nel momento in cui l'io si scinde mediante il diniego, in qualche modo debba sacrificare per un'operazione narcisistica qualcosa di ciò che il narcisismo dovrebbe conservare, cioè l'io stesso, no? E quindi questo è anche parte del dispendio, no? di queste operazioni. Prima di passare la parola anche a Laura e a Maurizio, vorrei solo come spunto di riflessione, cosa che è toccata da entrambe le relazioni in più punti, diciamo anche la questione, lo diceva anche Saradis adesso nel suo intervento, la questione della vita. Laura sottolineava recuperare la vitalità delle cose, Maurizio concludeva, oltre a aver fatto riferimento con questa frase di Pontalis, la vita si allontana ma ritorna, per pensare anche la questione, no, di un apparato psichico che strutturalmente debba costituirsi attraverso queste operazioni di amputazione, di rimozione, diniego, cedere parti dell'io, cioè è qualcosa che in realtà mi sembra che nella riflessione anche del lavoro dell'analista stia tornando da un bel po' di anni in gioco, e che penso si debba in qualche modo riconsiderare in maniera strettamente metapsicologica, in quella frase che diceva inizialmente Laura, no? Insomma, c'è un primo momento in cui si deve essere accettati come umani della specie umana. Ecco, io penso che la questione che la psicoanalisi pone in questo momento è come
pensare anche in questi movimenti sociali, culturali, qualcosa che riguarda proprio questa struttura di un apparato psichico che si innesta in un corpo che cerca in qualche modo di rifarsi, ecco, di ritornare in queste operazioni nella vitalità delle cose, nella vita che si allontana ma ritorna. Ecco, questi mi sembrano degli spunti davvero molto promettenti e una speranza per la riflessione psicoanalitica. Do la parola all'Aula. Sì. Con quello che avete detto tutti è acceso, sì. No, dirò solo due parole abbastanza veloci. Uno è che su questa faccenda spero domani mattina, dopo aver letto gli altri due lavori, di poterci ritornare dell'umanizzazione del cosa significa. Perché c'è dentro una serie di idealizzazioni spaventose e della cultura come costruzione antropopoietica dell'umanità. Ma magari questo ci torniamo domani. Quello che volevo dire è che io non ho usato i bellissimi termini che usa Balsamo, Maurizio, montaggio, smontaggio, perché mi danno l'impressione come di essere troppo attivi. Allora qui ci sarà una differenza femminile maschile. Mi danno l'impressione di essere come parole molto attive. Allora piuttosto immaginare questo smontaggio e rimontaggio della propria soggettività, che vuol dire non prendere le cose, non fa pensare all'ego, voglio dire, fa pensare proprio al ritrarsi, spostarsi. Mi ricordo una paziente che quando aveva avuto il bambino mi aveva detto che la cosa per lei più bella era immaginare di stare lì come una mucca, che poi è quello che descrive Winnicott quando dice l'essere, l'esserci, lo stare e il fare. Allora mi sembra che questo sia importante perché smontare, cioè ritrarsi proprio. A me le sedute che mi piacciono di più, e quando, che sono rare peraltro, perché io sono un analista di quelle molto vigili, attente, grilli parlanti, quindi la mia soggettività è sempre lì, cosciente dico. Ma invece i momenti in cui riesco a non esserci in questi termini, a stare lì. E questo, vabbè, sappiamo che è un fine della nostra clinica continuo, totale, non sto dicendo nessuna novità, difficilissimo. Se leggiamo Bion, ovviamente sappiamo tutti quanto è difficile. Però questo pone intanto in discussione questa enfasi, che è questo con cui su cui litigavamo sempre con Sisto, questa enfasi sulla soggettivazione, che bisogna soggettivarsi, che il progresso, lo sviluppo è soggettivarsi, che secondo me alle nuove generazioni non gliene può fregare di meno. Cioè non è nei loro obiettivi soggettivarsi, ma è connettersi, che è tutto diverso. Quindi rivedere l'enfasi sulla soggettivazione, non che il concetto sia sbagliato o l'idea sia sbagliata, ma ci abbiamo messo su un'enfasi pazzesca. E l'altra enfasi che abbiamo messo è enorme sulla separatezza, distinzione, differenza. Io credo che oggi come oggi dobbiamo spostare l'enfasi sulla somiglianza, perché allora ci riporta alla specie, ci riporta all'essere accolti, e questa somiglianza ci aiuta moltissimo. Per chiudere sul piano clinico che Patrizio ricordava, si vedono sul piano clinico gli stessi meccanismi che si vedono su quello gruppale. Io ho avuto un paziente Novax che mi ha fatto impazzire perché mi dimostrava come qualmente il vaccino facesse male, portandomi tutti. Beh, dopo un paio di mesi io quasi quasi pensavo, ma magari ha ragione lui. Magari sono io piena di pregiudizi. Vedendo in miniatura un po' lo stesso movimento di tapis roulant di cui parla Cohen, il sociologo, per cui questo tipo di idee si trasmettono con una velocità del fulmine. E lì credo che la faccenda che dice Bolognini dell'analista Colomba e dell'analista Falco, su queste robe qui credo che sia centrale,
perché io ho fatto tutta una serie di interpretazioni sul bisogno del bambino, la paura di essere penetrato da qualcosa, insomma, potete immaginare, tutta la psicoanalisi più scelta. Poi, dopo 3 o 4 mesi, perché lui non si vaccinava, una volta gli ho detto: senta un po', adesso la smetta di presentarmi questi pezzetti di cacca che lei ha raccolto su internet e impastato come una teoria scientifica. Beh, dopo una settimana è andato a vaccinarsi. Allora, l'analista Colomba, l'analista Falco, credo che di fronte alle negazioni e ai negazionismi sia una cosa fondamentale. Grazie Laura. Io nell'immagine analista Colomba Falco colgo soprattutto la animalità, la psicoanalisi come forma di vita, direbbe qualche filosofo. Passo a Maurizio. Sì, no, brevissimamente perché le questioni sono enormi. Personalmente l'ornitologia che io amo è più complessa, dà spazio a civette, allodole e tante altre specie. Ma questo perché? Perché questo è il risultato, paradossalmente, dello stesso processo che abbiamo, come dire, identificato nella dimensione di sofferenza, una dimensione patologica, e cioè più in qualche modo l'esperienza analitica si arricchisce, si amplia, si espande, si estende, e più in qualche modo il livello, chiamiamolo così, di amputazione, di differenziazione dello psichico è colto nella stanza d'analisi, il che significa che paradossalmente la stessa categoria del vivente, la stessa categoria dello psichico si amplia, diciamo, dinanzi ai nostri occhi e non può essere più chiaramente articolata alla sola categoria nevrosi o psicosi o falchi e colombe. C'è un altro problema ovviamente sul quale non sono d'accordo, che l'operazione di montaggio e smontaggio è un'operazione attiva, non vedo come l'operazione di dislocazione narcisistica non sia altrettanto attiva, che richiede un enorme sforzo, vista, come dire, la tenuta e la resistenza del narcisismo a farsi dislocare da qualcosa, né vedo come la coppia legame-slegame non richiami anch'essa la dimensione attiva, non vedo come la dimensione pulsionale non richiami la coppia attiva, insomma ci sono un sacco di problemi. Per quanto riguarda la questione del film di Nemes e la questione delle immagini di Huberman, io faccio una scelta di campo radicale, cioè praticamente sto dalla parte di Huberman contro tutte le polemiche che sono insorte a suo tempo contro il problema della rappresentabilità o della non rappresentabilità. Di Huberman ha scritto su questo un libro straordinario, Immagini malgrado tutto, che in fondo metteva in evidenza la possibilità, la necessità di rappresentare qualcosa anche tramite quasi delle macchie cieche, quasi delle fotografie che non rappresentavano nulla, ma quelle fotografie erano i resti di un'operazione di resistenza soggettiva, cioè di uno che nel lager, nonostante tutto, a rischio di morte, ha tentato di fotografare qualcosa per lasciare qualcosa ai posteri, per lasciare il segno di ciò che il nazismo cercava di cancellare. Detto in altri termini, e per riprendere le questioni che avete posto, io credo che alcune posizioni, come dire, paradossalmente disarticolino ancora una volta la coppia vedere non vedere, e cioè che le critiche di Huberman siano del tipo: dato che non si può vedere nulla, bisogna continuare a non vedere. Allora io credo che l'operazione di Huberman sia al contrario un po' diversa. Dato che non si può vedere nulla, bisogna cercare in qualche modo di vedere qualcosa, e inversamente, dato che si vede tutto, bisogna cercare di non vedere, cioè provare a articolare sia a livello individuale sia a livello storico collettivo questa coppia di vedere e non vedere, montaggio, smontaggio, legame, slegame, per riarticolarla e mettere in scacco la questione del diniego. Un'ultima questione, proprio per andare rapidissimamente sul problema del rapporto tra individuale e collettivo. Patrizio ne ha indicato una, cioè l'appoggio del gruppo ovviamente al sostenimento della violenza necessaria. Ce n'è un'altra che ovviamente è inerente alla stessa concettualizzazione del problema del diniego e alla differenza, se volete, tra diniego funzionale e diniego patologico, e cioè, detto in altri termini, nel soggetto che in qualche modo cerchiamo di essere noi, nel soggetto normale nevrotico,
c'è un dire sì originario, quello che si diceva prima, con uno sguardo originario, un riconoscimento originario, un assunto narcisistico originario di accoglimento, eccetera, eccetera. Cioè, detto in altri termini, il diniego nella sua dimensione fisiologica può realizzarsi soltanto se c'è stata una Beyang originaria, una credenza originaria. Invece, laddove il diniego fallisce in questa operazione, potremmo dire, c'è un disconoscimento originario, quello che Freud dice a proposito degli psicotici: gli psicotici non credono, c'è un negativismo originario, l'altro non è affidabile, l'altro non è credibile. Allora, non per dare una soluzione a un problema immane ovviamente, ma vedete bene che nel rapporto tra l'individuale e il collettivo, il problema dell'altro a cui credere, e cioè della valenza simbolica, della possibilità di dare parola e fiducia all'altro che instaura con me una relazione, è valida e centrale sia in una dimensione, come dire, madre infans, se volete, sia in una dimensione gruppale. Cioè, detto in altri termini, se l'altro non mantiene la sua parola, non gli si può credere e dunque non resta che il diniego. Grazie. Sì, grazie a entrambi i nostri relatori, il che pone semplicemente nel proseguire, no, appunto la questione poi di quale sia la realtà che viene rinnegata, che viene amputata attraverso il diniego, no? Ed è fondamentalmente, sono d'accordo con entrambi, che è la realtà umana, non è un dato di fatto percettivo neutro, no? È lì che si gioca quello che la Olagnier chiamava pittogramma, no? dell'accoglimento, anziché il pittogramma del rigetto a base di una originaria costituzione. Ma di questo parleremo nel prosieguo con i prossimi relatori.